Mobilitazione ad Arborea contro le trivellazioni più facili. Dopo il decreto sblocca Italia, la Sardegna decide autonomamente, dice la Regione. Scende dalla Torre Faro uno dei lavoratori Meridiana, guiderà la lotta degli esuberi. Ad Olbia la mobilitazione continua. Schiacciato dal trattore sul quale andava a caccia, a Lei muore un uomo di 59 anni, cacciatore ferito a Santa Teresa di Gallura. Cagliari ad un passo dalla prima vittoria casalinga, al Sant'Elia contro il Genoa, fatale un rigore fallito da Avelar. L'epopea di Rombo di Tuono vive anche in teatro a Leggiuno, suo paese natale, spettacolo ispirato alle imprese di Gigi Riva. Buonasera, ben ritrovati dalla testata giornalistica regionale. In apertura la protesta ad Arborea contro il decreto sblocca Italia che apre la strada alle trivellazioni. Per il Movimento 5 Stelle si mette a rischio l'ambiente e la salute dei cittadini, ma per la Regione, grazie a un articolo del decreto, viene garantita all'isola piena autonomia. Ce ne parla Maria Spigonardo. Il decreto sblocca Italia appena diventato legge agita il popolo antitrivelle. Ora più che mai teme che l'isola diventi terra di conquista per multinazionali senza scrupoli che vogliono scavare grandi pozzi in cerca di metano con gravi rischi per l'ambiente. D'altra parte il governo, come scritto nel decreto, incoraggia le trivellazioni e anzi prevede agevolazioni ad hoc. Insieme ai comitati antitrivellazioni guida la protesta il Movimento 5 Stelle che in tutta Italia ha riunito gli attivisti per dire no al decreto. La produzione di energia da idrocarburi, oltre che in corso di superamento da parte della storia, non serve assolutamente ai sardi, serve solo a chi si arricchisce tirando fuori a costi altissimi per la salute dei sardi e per l'ambiente. La Sardegna arricchirebbe solo le persone che hanno interessi economici nell'estrarre gas naturali. Ai sardi, come a tutti gli italiani, servono altri tipi di energia e bisogna operare finalmente una svolta nella produzione energetica, smetterla di continuare a danneggiare il nostro ambiente. L'articolo 43 bis del decreto sblocca Italia tutela la Sardegna poiché riconosce la specificità dell'isola e le sue leggi, così l'assessore all'ambiente Donatella Spano e il deputato Caterina Pes rispondono alle critiche, certe che in fatto di trivellazioni alla Sardegna spetterà l'ultima parola. Ora la protesta